diciamo che ho una felicità dentro incredibile, perché questa non è solo una soddisfazione personale o dell'amministrazione. Secondo me abbiamo restituito e creato al territorio un'opportunità turistica, un'opportunità di lavoro, un'opportunità di farci conoscere. Avere un museo che è unico, la definizione è questa, non ce ne potranno essere uguali perché il sito non c'è da nessun'altra parte, scuole e bombardieri sono scomparse, perché quindi questo è il luogo dove si è fatta quel periodo di storia e perché i pezzi che sono stati donati dal Museo d'Artiglieria sono unici, non sono replicabili. Qui c'è la bombarda più grande del mondo, è un pezzo unico, ci sono cose che nessuno potrà vedere da altre parti e quindi è l'occasione per poter venire in queste terre, nelle nostre terre, a viverle con un elemento in più da visitare. E poi come è stato fatto questo museo, cioè, voglio dire, c'è il lavoro, l'impegno, la passione di tantissime persone al di là di quello che era l'incarico per cui erano retribuite, e c'è anche una storia che si racconta, quindi c'è un'emozione che viene vissuta nel fare il museo. Non è un museo in cui uno osserva, punto e basta, invece vive, capisce anche dal punto di vista emozionale, interiore, e poi alla fine il visitatore uscirà con qualcosa di particolare che si riporterà dietro senza dire è l'ennesimo museo che ho visitato. È un museo unico che ho visitato in un posto unico, in una terra splendida che è Santa Lucia di Piave e la Sinistra Piave. Chiaramente vuol dire tanto perché è una riscoperta di un edificio e di una storia che avevamo perso, che i più non conoscono. Qui si è fatta realmente la storia, perché qui dentro per 2 anni si formavano i bombardieri del re, quindi dei soldati che poi andavano al fronte, andavano in prima linea a tutti gli effetti, quindi per Santa Lucia sarà un punto fondamentale per il turismo e per la valorizzazione turistica. E l'auspicio è quello che quando un cittadino di Santa Lucia gli arrivano degli amici a trovarlo, cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere il museo dei bombardieri del re, che è unico al mondo. Un progetto ambizioso perché 500 metri quadri l'abbiamo allestito completamente. I costi il Comune ha sostenuto per ora totalmente, adesso stiamo aspettando la Regione Veneto che ha detto che ci darà un contributo, ma fondamentali sono stati tutti i volontari che hanno donato il loro tempo. Sono circa una trentina di volontari, oltre agli artigiani, che hanno donato il loro tempo per la realizzazione di questo. Anche un semplice appendere un chiodo per un quadro è stato fondamentale, perché il Comune, se no non avremo questo risultato. Beh, innanzitutto devo fare i miei complimenti all'amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave e alla famiglia Collalto per aver messo a disposizione della collettività una struttura importante come questa, un vero e proprio museo unico in Italia, con un pezzo unico che è questa bombarda di grandissime dimensioni, che è l'unica presente in Italia. Quindi questo diventa un museo specifico del territorio che si aggancia a quella che è una identità culturale di questo territorio, grazie anche alla fattoria Borgolucci qui vicino, una fattoria didattica che dà la possibilità ai giovani di poter imparare quelli che sono gli usi, i costumi, le tradizioni della nostra terra e soprattutto avere una memoria storica di quella che è stata la grande guerra mondiale, quindi dà la possibilità ai giovani anche di capire e di imparare quello che hanno fatto i nostri padri e nonni, le sofferenze che hanno patito in queste condizioni, oltre che essere un polo importante dal punto di vista turistico. Per noi è molto importante in provincia di Treviso, perché noi siamo una provincia che non ha magari grandi attrattori turistici, non ha il mare, la montagna o il lago come può essere Venezia, Verona e le Dolomiti, no? Siamo una provincia un po' collinare, un po' di pianura, ma di entroterra, che deve sviluppare un qualcosa di particolare, quindi sviluppare prodotti turistici innovativi legati sicuramente all'enogastronomia, al turismo slow, lento sul territorio, e musei di questo tipo legati alla Grande Guerra, ma non solo, anche di altri tipi, possono garantire un flusso turistico non solo domestico, quindi proveniente da altre regioni italiane, ma anche straniero, e quindi una grande opportunità per questo territorio. Non a caso la Regione Veneto è la prima regione a livello italiano per quanto riguarda le presenze turistiche, ma la provincia di Treviso negli ultimi anni è la provincia che è cresciuta di più in doppia cifra in termini percentuali, quindi questo significa che un lavoro sul territorio attento, amministrazioni pubbliche col mondo privato, creando gioielli di questo tipo, attirano turismo.
Sì, per noi è veramente un grande piacere poter ospitare qua la Scuola Bombardiere d'Italia. Mi ha colpito che gli organizzatori, i curatori di questo spazio non l'hanno voluto chiamare museo, ma l'hanno chiamato proprio scuola, perché qui è dove era nata e dove si è sviluppata questa scuola. Per cui è veramente un tornare a casa, è un tornare in uno spazio che ovviamente non era nato con questa destinazione, perché qui siamo al centro di un polo agricolo del reparto Mandra che faceva parte di tutta la proprietà Collalto, per cui erano degli edifici che erano sicuramente storicamente destinati ad un'attività agricola, che poi durante la guerra sono diventati scuola bombardieri e che oggi dopo tanti anni tornano ad essere scuola bombardieri. Per cui per noi è un qualcosa di emozionante l'idea che riprenda questo ruolo e che soprattutto possa essere aperto per le persone che vogliano visitarlo e capire un pezzettino di storia, ma all'interno di una storia più grande nel tempo, no? Qui c'è la storia di tanti anni, lo vedete anche dalla meridiana, non so se avete fatto caso, c'è una meridiana ad ore italiche, questo voleva dire che era una meridiana che misurava le ore di sole, le ore di luce al tramonto, per cui era chiaramente una meridiana da lavoro, uno passando da qui poteva leggere il tempo a disposizione per il lavoro dei campi. Ecco, questa è veramente storia.